Rieccoci all'appuntamento del martedì, il sindaco risponde 19:30-20:30, siamo in rigorosa diretta, 19:56 minuti. Se volete intervenire basta che mandate i vostri messaggi al 345 334 1171 oppure telefonate allo 049 80 77753. Noi passeremo subito la telefonata al vice sindaco Andrea Michalizzi, che vi risponderà a tutti i quesiti che voi porrete. E invece potete mandare l'email sindaco risponde @gruppo-tv7.com. Ricordo per l'ennesima volta, il sindaco per impegni non è potuto intervenire in queste puntate, però dalla prossima ci sarà. Questa sera c'è il vice sindaco Andrea Michalizzi. Abbiamo parlato di diverse cose, cito la Prandina perché in settimana i Verdi hanno consegnato a voi dell'amministrazione le piantine di bambù in modo da ricordare la promessa di realizzare un parco nell'ex Prandina. Com'è la situazione lì? Beh, ce lo ricordiamo bene, insomma, tra l'altro è una delle proposte della nostra amministrazione, quella di fare in modo, cioè quello di realizzare lì una parte di Parco delle Mura. Tra l'altro sarà una parte di Parco delle Mura molto suggestiva, ed è questa amministrazione che ha voluto e ha acquisito l'area della Prandina a questo scopo. Tra l'altro ho partecipato anche a un convegno dei Verdi insieme all'assessore Ragona, in cui abbiamo anche fatto il punto su questo. Quindi questo tema ce l'abbiamo ben a fuoco, e nel frattempo lo spazio è talmente grande che può continuare per ora a restare uno spazio, come dire, lo spazio a parcheggio che abbiamo adibito, ma l'area va organizzata e ci sarà spazio ovviamente per il parco, ci sarà spazio per servizi di utilità pubblica, e insomma ovviamente anche la possibilità di avere anche dei servizi. Io chiedevo che al sindaco sempre questa domanda: in che tempi sono biblici ormai i tempi per la Prandina Michalizzi? Beh sì, perché ad oggi... Ma perché lei... le chiedo, le faccio una domanda a lei che è in politica da molti anni ed è all'interno prima come assessore, poi anche da ragazzo giovane che seguiva la parte politica della città, oggi con delle cariche istituzionali molto importanti. Ma perché qui a Padova è tutto difficile così? Siamo stati allo stadio, l'ospedale, 30 anni che siamo lì e lo vedremo forse fra 10, e qui la Prandina non si può, e lo stadio nascono i problemi, e l'Leroy Merlin bisogna aspettare perché i francesi non tirano, e il piazzale Boschetti, le due palazzine, un casino di problemi. Ma capitano tutte qui, Michalizzi, lei che è poi faccio così, passo la telefonata, poi mi rispondo a questa domanda, okay. Così me la completa, perché è possibile che capitano tutte qui, dai. Telefonate, sentiamo che abbiamo linea, poi ci sono anche i messaggi. Sentiamo che abbiamo linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Con chi... allontani un attimino o abbassi il televisore. Pronto, con chi parliamo e da dove? Mi sente? Però deve abbassare il televisore. Ma il televisore è basso del tutto. Ecco, vabbè, del tutto così va bene, ogni modo. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Allora, io sono Rampazzo Caterina, chiamo per conto di mamma, che ha 91 anni, Greggio Antonietta, e volevo segnalare... Dove abita? In via, una laterale di via Chiesa Nuova. Prego. Allora, praticamente c'è la pista ciclabile che è piena di foglie, l'altro giorno è caduto anche un signore anziano, e questa è la storia di tutti gli anni. Io ho già segnalato tramite la segreteria del vice sindaco che c'è questo problema. Tra l'altro c'è il piazzale del negozio che è sempre pieno di foglie, perché ci sono questi due alberi enormi, mai potati, che creano problemi non indifferenti. Io l'altro giorno ho dovuto perdere 2 ore una volta e 2 ore un altro giorno, giusto per tirar su il tutto, anche perché ho paura che anche i clienti del negozio cadano.
Quindi, tra l'altro, uno dei due ostruisce la visibilità nell'uscita, nell'immissione su via Chiesa Nuova, quindi io ritengo che ci debba essere un intervento da parte vostra urgente, importante, perché adesso ne è già caduto uno di signor anziano, tra un po' e vedremo il resto, perché è la storia di tutti gli anni. Abbiamo già chiamato due volte APS che portasse via il bidone del verde e siamo qui a chiamarli. Perfetto. Ogni settimana che portino via. Lei che è lì, signora, che intervento immagina? No, la signora però dovrebbe gentilmente, mi dicono i tecnici, togliere il viva voce perché altrimenti c'è un fischio di ritorno anche qui in studio. Non ho viva voce, non l'ho messo. Allora non la ho regia mi ha comunicato una cosa. La televisione è spenta, abbasso il volume del telefono. Forse ecco, abbassare il telefono così non sentiamo il fischio. Prego. No, chiedevo alla signora che insomma vive quella situazione quotidianamente, che tipo di intervento immaginava o suggeriva, insomma. Guardi, gli esperti siete voi, tra l'altro so che il gabinetto del sindaco deve aver già parlato con lei direttamente della questione. E tra l'altro noi abbiamo anche altre due problematiche, quindi non mi dispiacerebbe avere un incontro con lei proprio presto. Allora ci vediamo, perché il tema delle foglie che cadono non lo risolverà nessuna amministrazione. Se magari si può correggere l'entrata e l'uscita di quella zona a parcheggio per fare in modo che ci sia una migliore visibilità, magari proviamo a vederlo, insomma, ecco, certo, perché andrebbero potati. La saluto, signore, è stato chiaro. Tra l'altro ci ritroviamo ad avere anche tutte le grondaie piene, cioè tutto un lavoraccio che ci dobbiamo accollare noi. Io capisco che il verde va anche bene tenerlo, però direi che magari un aiuto da parte vostra a mettervi lì. L'altro giorno è passato quello che tirava sulle foglie, ma se n'è andato via dritto, cioè neanche della serie mi fermo a vedere se c'è qualcuno che ha bisogno. Poi tra l'altro abbiamo anche un altro problema ancora, abbiamo tutta la casa piena di crepe perché c'è un dosso, proprio di fronte a casa c'è un dosso e ogni volta che passa il bus qui trema tutto, ma trema, cioè ci si sposta anche il divano. La terza cosa che le volevo dire poi è dobbiamo che c'è chiudere un locale perché sennò che venerdì, sabato e domenica festa fino alle 5 del mattino e ne siete già al corrente, si chiama Chebola in via Ferraris. Lei sorride. No, sorrido perché la sto ascoltando. Fino alle 6 del mattino. No, sorrido nel senso che la sto ascoltando. Sorrido per cordialità, non per altro. Sì. Comunque, signora, mi venga a trovare, facciamo così. Ecco, signora la va a trovare perché ha molte cose da raccontare, ovviamente. Mi venga a trovare che sono a disposizione, oppure vengo io a vedere la zona addirittura, che così mi fa anche più piacere. Perfetto, okay, grazie signora. Grazie della telefonata. Ovviamente noi abbiamo il numero e tutto, poi l'Elisabetta, la nostra redazione, ovviamente darà è caduto anche qui un mezzo faro, capito? Pensavo fosse una foglia. Tra le foglie, pensavo fosse una foglia, no, era un pezzo di cartone che era qui. Perché ho visto a un certo punto un po' di luce in più. Detto tutto questo, Elisabetta, andiamo a leggere i messaggi. Se arrivano. Eccolo qui. Primo messaggio: ripropongo il parcheggio non regolare in via delle Melette nei divieti di sosta. Non si può obbligare Villa Maria ad utilizzare l'enorme spazio chiuso posteriore alla casa di cura di cui sono proprietari, per ora inutilizzato, invece di intasare la zona? Mi ricordo di questa cosa. Io avevo interessato i vigili per andare a punire una sosta non consentita. Obbligare un privato a insomma non è facile per un'amministrazione comunale, devono esserci proprio determinate, anzi non si può fare, insomma, ecco. Però possiamo sanzionare un comportamento scorretto, quindi ripropongo il tema alla nostra polizia locale. Grazie per andiamo al secondo messaggio, Elisabetta.
Quando finiscono i lavori della pista ciclabile in via Gattamelata? Allora, ne abbiamo parlato anche 15 giorni fa. 15 giorni fa, esattamente. Ma lì il cantiere insomma, sta viaggiando regolarmente. Io penso che un altro paio di mesi di lavoro, insomma, e abbiamo terminato. Magari dovremmo anche un po' diluirli, consentendo la pausa delle vacanze natalizie, però insomma, ecco, quello è un intervento anche bello che mette in sicurezza una zona dove le biciclette non avevano, diciamo, vita facile, dove le macchine parcheggiavano perché avevano l'esigenza di trovare posto spesso sopra la ciclabile. La ciclabile verrà rialzata, così le biciclette saranno in sicurezza, non in strada, e ricaveremo anche dei posti auto. Siamo in continuità con l'intervento fatto davanti allo IOV, in buona sostanza. Terzo messaggio. Ma non si possono eliminare tutti o perlomeno qualcuno dei tanti dossi lungo via Boccaccio? Sorrido perché i dossi ci sono quelli che li chiedono e quelli che non li vogliono. Sono tutti accorgimenti. Però questa risposta, Andrea Michalizzi, c'è la risposta, perché io credo che il dosso sia una cosa pericolosa, oltre che anche un soggetto che può creare danni alle autovetture, alle moto e tant'altro. Oggi con la tecnologia si mette come si dice, una telecamera che si dà la multa e chi va su. Cioè, oggi ci sono altre tecnologie. Il dosso oggi è obsoleto dal mio modesto punto di vista. Scusatemi, ma lo trovo davvero, ma infatti anche per le ambulanze è pericoloso. Cioè, stavo dicendo questo perché poi però no, ha detto c'è chi lo vuole e chi non lo vuole. Però oggi la tecnologia permette di avere altri mezzi per poter individuare e far rallentare la gente. Tutto qui? Sì, ma ciò non toglie che è un intervento molto richiesto. Noi tendiamo a toglierli i dossi adesso. Sto parlando dei dossi rallentatori, quelli in gomma, che sono altra cosa degli attraversamenti pedonali rialzati, che invece, questo è vero, tendiamo, come dire, non solo a mantenere ma a realizzarne degli altri. E illuminarli di più. Esatto, con il programma anche di cui abbiamo parlato qualche trasmissione fa. Mentre i dossi, quelli di gomma, la tendenza è quella che li togliamo. Quindi in questo modo stiamo affrontando un dibattito su un tema che è molto discusso tra i cittadini. Servono, adesso stiamo utilizzando strategie anche diverse di rallentamento, che sono o il restringimento della carreggiata, perché l'autovelox in strade urbane ci sono i T-Red, ci sono i congegni che consigliano e ti fanno vedere la velocità, ma gli autovelox li abbiamo in tangenziale, non in strade urbane. Stiamo aumentando le zone 30, però ha ragione il telespettatore, cioè tutte le azioni in strada devono convergere sulla riduzione della velocità, perché è un elemento di sicurezza fondamentale. Io la interrompo perché altrimenti abbiamo tolto. Ce n'è un altro, se avete un ricordo, credo abbiamo ancora il quarto, o poi eccolo qua. Curiosità. Ci sono dei criteri di autorizzazione tali da permettere di cantare e suonare davanti al comune? Lo chiedo perché vedo sempre la stessa signora che canta da anni. Che poverina che è un po' stonata, ma prende un po' €1, dai. Io capisco quale anch'io quando posso, credo delle volte usava anche le marionette, adesso canta. Però insomma lasciamo. Vabbè, io l'ascolto tutti i giorni la signora, perché ho le finestre proprio. Sì, magari se fosse un po' più intonata sarebbe più piacevole. Proprio lì. Se fosse un po' più intonata, ho preso la parola alla vice sindaco che chiedo venia, però se fosse un po' più intonata sarebbe che piacere, però ovviamente. Certo. Va bene. Prima le avevo fatto una domanda e le avevo chiesto. Si ricorda prima se capitano tutte qui a Padova, ospedale 30 anni, lo stadio Gan viene finito, vicino le due palazzine vicino ai giardini, mi sfugge la piazza adesso,
Piazzale Liberty del... Piazzale Boschetti, non mi veniva a Piazzale Boschetti, chiedo scusa, e anche nei tempi obsoleti per fare quella piazza, perché poi le palazzine sono state consegnate ai privati, e la coso Iris, ma possibile che qui i lavori siano così lunghi e capita puntualmente qui a Padova? In tutte le cose, Michalizzi, lei è in amministrazione da moltissimi anni ed è uno che ha fatto molto bene il suo lavoro. Mi domando davvero se è possibile che qui ogni volta ci sia un tempo davvero... Capitano qui, vai nelle altre città, sistemano e fanno tutto in un attimo. A Padova, da quel benedetto perché c'è bisogno, ma maledetto nei tempi che è stato, che hanno iniziato a farlo, ai tempi che si concluderà con iniziare a fare, tra perizie, non perizie, ricorsi, non ricorsi, di qua e di là, l'ospedale e poi tutto il resto. Cioè, io mi domando, ma tutto qui capita? Perché non è possibile, Michalizzi, che... sia una cosa casuale. C'è qualcosa qui a Padova che alleggia, c'è qualcosa, è impossibile che capitino tutte qui queste cose. Mi sa dare una risposta, abbiamo una telefonata, mi sa dare una risposta a questo oppure è un sogno mio? No, io sono parzialmente d'accordo. Aggiungo, Prandina, 6 anni, sì, no, ricorsi, dobbiamo parlare con i cittadini 2 volte, non 3 volte. No, non ci sono ricorsi alla Prandina. Ma i cittadini abbiamo parlato, le mura dobbiamo rimetterle, Morale Favola 6 anni che è così. Cioè, mi domando, ma non si può fare qualcosa in tempi rapidi, santo Dio? Allora, vuole che facciamo una telefonata che c'è no, vabbè, se dobbiamo far aspettare, sì, poi chiude. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera. Sì, sono Sandra e chiamo da Volta Barozzo. Prego, Sandra. Volevo chiedere al vice sindaco come siamo messi con la rivoluzione della rotonda di Pontecorvo, perché vedo che i lavori, se non sbaglio, devono essere iniziati subito dopo l'estate, durante l'estate, verso il 15-20 di agosto, e vedo che passando in bici non è che siano andati avanti molti i lavori. Volevo chiedere appunto quando si prevede la fine la conclusione di questi grossi lavori. Mi associo con la signora Sandra, vero? Sì, Sandra. Mi associo con la signora Sandra. Bene, così ci riattacchiamo anche allo ci riattacchiamo alle problematiche di Padova. Mi associo comunque con la signora Sandra. Allora rispondo intanto subito qui. In realtà sul cantiere, sulle rotatorie che ci sono lì all'inizio di Pontecorvo, il cantiere è perfettamente nei tempi. Sì, ma ci sono in New Jersey, sistemano un po', è una porta bella di Padova, sistemano un po' Michalizzi, prima di Natale era bello anche vederla, voglio dire, arrivi un po', cioè appena passi lì, fai quello che dice anche la signora Sandra, tu arrivi in macchina, arrivi ora la corsia unica è doppia corsia, giusto? Ti intrometti per entrare in Pontecorvo, lì parcheggiano già tutte le macchine appena fatto la semicurva, non è stato messo dei paletti proprio perché nessuno vada, ha presente quale? Ho perfettamente presente tutto. Lei va in macchina, io esco, c'è via San Michele che escono ovviamente delle macchine, io mi metto di qua, sulla destra, appena passato la porta, ci sono 5-6 macchine ogni volta parcheggiate lì, che ovviamente non potrebbero perché invadono la strada. Lì nessuno ha pensato di mettere dei paletti in modo che queste non... Cioè, mi domando perché... Non lo so, sembra tutto difficile. Io mi rendo conto che tutti quanti vorremmo, come dire, che i cantieri durassero poco tempo. No, quello che sto io è anche, mi scusi, è anche perché è anche pericoloso. Non è Guarda, per esempio, il caso del sindaco è di un sindaco che, come dire, sta, come dire, nell'attenzione il caso giudiziario in cui lui sta sollecitando che le opere finiscono nei tempi. Ma se io ho un cantiere che mi dura 8 mesi, 8 mesi dura e poi... Bene, se dura 8 mesi... Quindi in questo senso stavo dicendo che il cantiere a Pontecorvo è perfettamente nei tempi. Poi se avere un cantiere in strada disturba, ma io sono d'accordo. Che tempi ha, scusi, il cantiere di Pontecorvo? Tanto per spiegare anche alla signora Sandra. Adesso il cantiere di Pontecorvo abbiamo asfaltato la parte davanti la porta. Sì. Ora c'è una situazione di disordine perché? Perché manca tutta la segnaletica a terra, che si deve fare una volta posato l'asfalto definitivo, che è stato posato non subito, dopo qualche giorno. E poi va asfaltata la parte invece che dà verso via Manzoni,
dove c'era il vecchio distributore, e all'asfaltatura poi seguirà anche la segnaletica. Fino a che non c'è l'asfaltatura definitiva e fino a che non c'è la segnaletica, c'è un'immagine di disordine che ancora permane in una situazione in cui uno vede finite le opere. Vabbè, quando sarà finita quella... Però anche lì siamo perfettamente nei tempi. Poi disturba avere il cantiere. Vicalizzi, mi faccio i nodi, sai come sì, faccio ai nodi e faccio il però, ma questo non voglio dire che non ci sono cantieri che vanno per le lunghe, altri cantieri invece vanno per le lunghe. Perfetto. E lì insomma si dice vado siamo in pubblicità, poi però lo so, però perché abbiamo tante cose. Lei spiega bene come dovrebbe essere, anzi come giustamente è, però la televisione ha dei tempi purtroppo micidiali. Andiamo in pubblicità tra poco.